Siamo in uno dei cuori della mostra, dove abbiamo radunato alcuni degli oggetti più affascinanti, i bozzetti del grande scultore italiano Antonio Canova per la statua di George Washington che gli viene commissionata da Thomas Jefferson. Non solo Palladio, quindi, non solo il classicismo palladiano, ma anche il neoclassicismo di Antonio Canova. Il problema però è come si rappresenta il Presidente degli Stati Uniti. La prima proposta di Canova è interessante, come un imperatore romano che ha deposto, e sono visibili ai suoi piedi, la corona e il bastone del comando. Ma non funziona troppo perché l'eccezionalità del Presidente degli Stati Uniti è il fatto che dopo 1 o 2 mandati questo rimette il suo potere al popolo. Ed ecco quindi la nuova proposta, che sarà poi quella definitiva di Canova. Washington come Cincinnato, come il generale romano che ha assunto i poteri del dittatore per difendere la patria, ma alla fine del suo mandato restituisce il potere al popolo. Quindi ai suoi piedi è scomparsa la corona ed è comparsa la spada del generale. È compiuta così la mitizzazione e la costruzione di un eroe americano. E la posa di Jefferson, la posa di Washington, molto particolare, viene studiata da Canova in un eccezionale bozzetto che rappresenta Jefferson nudo. Lo studio dell'anatomia avviene, come dire, sul corpo di Washington, che verrà poi rivestito con i panni antichi. Ecco, questi 3 bozzetti rappresentano benissimo la costruzione di una nuova identità figurativa del potere civile americano. Ma c'è anche un terzo elemento. Questo piccolo libro sono i principi di architettura civile di Francesco Milizia, pubblicato sempre nel Veneto, a Bassano, nel 1813. È il libro che Thomas Jefferson vorrebbe come libro di testo per gli studenti di architettura dell'Università della Virginia. Vedete come la repubblicana Venezia diventa modello per la nuova nazione americana non solo nell'architettura ma anche nella statuaria e nell'immagine pubblica.